Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente ieri sera a Porto Empedocle vicino a Agrigento. Un uomo di 54 anni, Sergio Burgio, mentre era in moto si è scontrato con un altro veicolo a due ruote. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Cannelle. Incidente stradale invece ieri mattina nella provincia di Firenze che ha causato il decesso del dottor Vittorio Burrafato, originario di Ragusa, di 53 anni. La vittima, ortopedico in carriera, stava guidando una moto quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni. Maxi rissa per un like sui social e uno sguardo forse di troppo alla ragazza di un giovane della Marinella. Sarebbero le cause di un pestaggio avvenuto sabato notte in piazza Beccadelli, a Sferracavallo, coinvolti circa 30 ragazzi. Tensione all'incontro di ieri tra i residenti di Lampedusa e il questore di Agrigento in merito alla situazione migranti. Intanto continuano gli arrivi, altri 160 gli stranieri giunti nelle scorse ore. Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro mostrano un leggero miglioramento, anche se rimangono gravi a causa dello stadio avanzato del tumore al colon. I medici che lo stanno curando hanno escluso la possibilità che l'ex superlatitante partecipi in remoto all'udienza programmata per domani. E per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.